pergunta si dà su Deu e comincia a intendere su vari ostri, su vari basatri, e poi na usa mia. Che non è questione di scienza, o non scelta di scienza, ma è una questione di praticità, di prassi. E ho visto, ma lo sciamo già tutto, ho concordato delle cose che sciamo già, che non c'è in Sardegna una lingua unitaria. Ognuno fu eddata, allegata a maniera sua. Ma noi abbiamo tutto subero, fino a questo. Che besti un'idea giusta o sbagliata che sia, non in totus, ma in medas, che sa lingua bella della Sardegna, e du legge svizzera nei manuali dei spicciocchi, dei linguisti, è sul luogo d'oresso. Non è che sia una cosa sballata, si da bigaus, per su chi estri, ma non su chi non estri. Che bastettiu, si dà, parentesi, si nau, esiste di una letteratura sarda scritta in lingua sarda? Te mi rispondesi? No? Ah, c'è. Non la conoscevo, ma c'è. Non è meda, non è stessa. Ma ci dà poeta bellus. Ah, poesia, letteratura. Letteratura, poesia. E in questo decennio, questo decine di anni passati, negli anni 80, tenevo sfinza dei prosadori, dei romanzieri, dei controllati, no, queste altre cose, di narratori, dai, narratori. Chi scritti in sardo, scritti bene, non tutto a suo proprio vari, di capacità, di sabidoria, ma ci dà bello su meda. Beh, sta Sardegna tiene di una letteratura e si è posta sul problema con gente scippia, savia, intellettuale, a cominciare a sul manco dei Savini del secolo 500, del secolo XVI, del 500. Ma bellus, mancai oggi non pragiti che sono vagantigo, fonti di poesia religiosa, se la poesia religiosa non pragiti, che da come da regione si comprende così tutto, ma c'è. E su 700 si è posta questa questione della lingua. Un intellettuale che si narra Matteo Maria Madao, logodoreso, si è posto. E su primo demologo, se si annaia prescientifico, ma con intuizione, con attuamento, intuizione, appattuau, non attuau, si vuole attuare, cioè mettere le cose in ordine nell'idea. Insomma, mi scomprendi? Intuizioni già scientifiche, prescientifiche. E fia su tempo, un tempo bello ma difficile per questa Sardegna, su tempo che anda a pago innanti a questa rivoluzione sarda, sa di Gio Maria Angioi, sa vede su 700. È importante, Vinza, visto che sei tutto canto, traballau in questa istituzione che si narra da università, che queste cose si vuol vostra, sa prima quando si vuol iniziate in due università sarde, a Castello e a Tattari. Si è cominciato a nascere un ceto intellettuale, si dice in italiano, no? Una classe intellettuale sarda, istituzionalizzata, con un'istituzione chiamata università. E questa cosa, questo pensamento, questo trombollo, questa matana della società, della cultura sarda, è tornata, un luogo prosinanti, a Savile del 700, quando i Savoi, i Sabaudos, i Piemontesi, hanno riformato l'università sarda. Poi si è sul gusto e ha fatto riformando l'università ogni ministro che cambia, ma insomma è un'altra storia. Quando si è riformata, che diventano vago a cabo dell'epoca spagnola, è stato un vago
Se io calavo, questa pratica tutto è calata, questa sardina è calata con essa, e quindi finza questa cultura, questa istruzione è calata. E i sabaudos diventano rada due a noi, non è cosa da pago. E si è posto a studiare la poesia popolare, le forme di questa poesia popolare, i mottetus, eccetera, eccetera, no? Le canzoni. E a seguire questo altro uomo in mano che via Giovanni Spano, di Piaghesu, di Ploaghe. E so vede se c'è il concetto, e ho cominciato a tenere un esempio manno e bello di poesia in lingua sarda, in Logodoresu. E questo uomo, questo poeta, fu figlio di un obreri, la cultura in Sardegna è stata, per me, da tempo fino a buona parte del Settecento, in mano ai preris. Mentre che in Italia no, ci viene l'influenza dell'Aicus o l'influenza di che non creiano in Deus, no? Chi viene intellettuali. In Sardegna è una terra difficile, fianta preris. E tutto questo tre che si è fatto membri, Spano, Madao e Araolla, fianta preris, tutto gatto. Questo Araolla, sa vede su 500, ha scritto un poema, a Pizzo dei Santos, Santa Reso, Santo Aingio, Santo Gavine, Proto e Januari, e ha scritto apposti una raccolta di poesie religiose, spirituali, in sardo, in un sardo bello, in un sardo civile, in un sardo composto, con sazitassi, che non vai una binnica, tutto netto. Non sa poesia coventinata, magari c'è soralità, quante volte, no. Certo, non va come saltato, però. 1790. Beh, devo vedere 500, 2 secoli innanti. Ha fatto, donato il suo primo esempio di letteratura sarda e ha imparato, come in lingua, sul Logodoresu. E questo, me da nascere, è stato un autingio, questa volta dopo di un'ai, uno strumingio, di una cosa che nasce e come nasce è morta. Questa cosa è vero e non è vero a suo proprio tempo. Cioè è vero che finza di orai a scrivere sardo, poesia bella, mancai di più aspettare su 700 se non o su 800. Ma è tutta questa poesia, come si dice in sardo, underground? Underground, sotterranea. In inglese, no? La cultura underground. Quella semi-nascosta, quella che circola. I ragazzi lo sanno cos'è underground. Appunto. Beh, ma i ragazzi fa togo, fa underground, il beat, il rock, tutto è underground. Sotterranea. Cosa dei poetas improvvisatori, sì. E poi deve essere un poeta, ma intendi un nome di commenti per De Luca Cubeddu? Cos'è Predi, ma si vede poco sui stili. È di Pregiates Feminas. E dopo di attendi il vestito a vara. No, non aveva manco quello che detto, perciò manco, insomma, via da qualche turbamento mentale. Non mi aveva stato sempre a religioso, insegnando di scrivere, ma si devia abogare questa istimenta di vara e andare in mezzo ai pastori, in mezzo a cantare. Il Logodoresu. Fia su modello, su moglio della lingua, per me da tempus, e podinai oi puro, con certa cultura, è su modello di poesia sarda. Una poesia che imperada, come si può dire, un codice linguistico unitario, un codice letterario. Un cosa che succede in Italia, che in Italia, per il fatto che non ci viene un Stato unico,
su modello, su mollo dessa lingua, non danti fatto un re o un'istituzione o un potere, una potestà politica, ma danti fatto, dusci tutto, i literatus. Dante, Petrarca e Boccaccio, che in su 500 voti stati ubicati come mollo, Petrarca lo scattote e Boccaccio lo Dante, come modello del su scrivere bene, del su scrivere letteratus, ma via cosa del letteratus scettica, sa gente continuava a finza sa gente imparata, colta, si guia a fuori sì, un italiano, ma l'italiano lo vago dialettizzato, da cosa ci va in corso. Un fenomeno simillanti, c'è stato Viezza e Sardegna, più piccolo, più debili, la debilezza nostra, ma c'è stato. E Fizzasoi, medas cantatori e improvvisatori, imperano questo goji, ma anche in Campidano. Uno poeta che è De Mara, da conoscere, si narrava il Vidal, padre Vidal, contini, sì, padre Vidal. Mi buono, mi pio, riconosco che è santo quando vi abbivo ancora. Dai, che vai a miracolos, a bio. Du venerante che è santo, essendo bio ancora. Ma queste cose che non ci interessano a noi, o me ne scipio, ma che io tenia fantasi, ma insomma, iscrivi su capitaneso, iscrivi sul Lugudoreso. Ma che ci va di entrare a chi vuole il capitaneso, ma le fondamenta, in su 600, i suoi iscrivi il Lugudoreso. Vuol dire che una lingua su manco letteraria, per qualche secolo, e per qualche etu, finza zoi che stoi, su 2000 e qualche cosa, è fia sul Lugudoreso. Uno. In Cabezuta si impara da una coinè a fondamenta castellaia, ma non è su castellaio, come lingua più scolta, più coltivata, più de moda, più si imparata, voi no, ma insomma, finza al tempo del babbo mio, insomma, non mai da anni fa. Ci viene una coinè campidanese, a su manco, ma magari mancai non in Sollastra, non in su Brava Gesù, ma in su Campidano, difficile che uno si voglia dare in sardo ne ha su fusili, non ha su fusili. Difficile che da su gani, si voglia gestionare in vago, non ha su gani. Cioè, ci viene fatto o non fatto una coinè. In civili, esatto. In civili, chi viene una coinè sprazzinata in tutto il capitano. Ecco. Dunque, un abbozzo, una drassa, la drassa nel senso di traccia, non di bruci, de l'imbasa unitaria, ci vunti, stetias, in storia, debili, sanziendi, con gli spesi non frimus, ma di qualche maniera c'è stetia. Ora da pillo sa questione, de Galisardo si deve imperare in Sardegna. E sa questione si dà rabosato, te mi rispondessi? E non mi dai essere su da mia che sono ribello, vabbè. No, si dà non è una questione scientifica, e dunque è una questione pratica. Pratica non vuol dire questione sciprea, la questione pratica non è sciprea, anzi. Che come te narra già Iamia che ha studiato pago, c'è sa grammatica, ma c'è sa pratica, e c'è l'introdotto d'uso, può vivere. Sa pratica e sa grammatica, e sa grammatica e sa pratica. Chi non ha studiato mai vale più la pratica della grammatica, tante volte vale più la pratica della grammatica. Feusu, puntato una cosa. Allora, si idea chiedere os nosos in tutta Europa, assumanco in tutta Europa, ma non è finza in America, ma in Europa, a causa in Europa, è che sa lingua è sa bandiera della nazione. Se os italianos, os italianos, tutti cantos. E i dialetti
tollerati e si discaresce meglio ancora. E in Francia, la France, francese è la Francia, e la Francia parla francese, tutta la Francia. È così, il castigliano. E il catalano sono dei più guerrai, poi si vai a riconoscere questa lingua è solo come lingua co-ufficiale allo spagnolo. E aí c'è tutto, questo luogo diverso in Germania. Questa lingua fai sa nazione, fai fedeltà alla nazione, quasi come questa bandiera. Se non scisi questa lingua della nazione, non sei cittadino tutto di questa nazione. Tutto questo è nasce a pago, questo è un processo di sviluppo lungo, a cominciare dalle guerre delle religioni del 500, ma si è fortiato a quest'epoca del suo nascimento, dell'idea di nazione, a Savini del 700 e in 800. E non è pogaso che in Sardegna si cominciava a ragionare della lingua, la lingua nazionale sarda, in sulle fine del 700 a sa vigilia della rivoluzione sarda, che via per me da etos fizza una rivoluzione nazionale. Forse, ma tante analisi storiche non uscite. Per me da maniera è stessa, assumanco a trassada una rivoluzione nazionale, un'idea, un principio di idea nazionale della Sardegna, che non vuol dire uno Stato autonomo, necessariamente, infatti tutti dicono no, ma noi siamo fedeli al re di Piemonte, voi. Però c'è la nazione sarda, col Parlamento sardo. E nati non fia da dici, ognuno fu data su chi vodiada e su chi sciada, e fianta medas plus plurilinguese innanti de su 700 che in moi, mancai non di marigianta bene mancuna, ma pensai se fu dato sardo, fu dato un luogo italiano, fu dato un luogo spagnolo, un luogo catalano. Non ci via idea che le lingue devo parlare, su bicesti, sa che liberi da pillo impero, sa che scio impero. Non ci via idea, ma se lo spagnolo devo parlare. Certo, su sarei l'udenia la sua lingua sua, e questa vuoi da impogna. L'idea che chi sa lingua è sa bandiera e dunque sa nazione, è un'idea del 800, del 800. E in Sardegna che cominciava tanto da Tiscipio che danti mazzata sa lingua. Che si via cominciando a fraigai sa nazione italiana, e su Piemonte via su chi veniva boli attenti e poi attento i filus della costruzione della nazione italiana. E dunque fiero un pericolo a riconoscere usare documenti di un'altra lingua, di un'altra nazione. I francesi sono attivati più sghennosi, si motivava paura tutti i dialetti. Tutto. Su provenzali, dove da Temoi, che è un'altra lingua, non più del 60% dei provenzali. Sono cittadini, sono la parlata del sud della Francia. I dialetti sul nord della Francia non esistono i casi brusi, di fatto, infatti, sul principio del 900 vi atteggiava pausa, già morto. Innanzi dell'Italia, Casa Francia è una nazione, innanzi dell'Italia, è tele di un potere centrale molto forte, più che in Italia. Ecco. In Spagna non a sa propria maniera, ma quasi. Poi con il sovranchismo uscì tutto. Si vuole fuori dal catalano, se non in domo, tollerato, tal più. Ma è un processo che è cominciato già nel Settecento, quello di marginalizzare le lingue. Con la lingua si esprime la fedeltà alla nazione, alle sue istituzioni, alla unità, e l'unità è sacra. E noi, possiamo però, a bisogno, noi che siamo in su 2008, a ragionare in una maniera un po' differente.
in Sardegna, in Sardegna, ma vinza in Italia come in Italia, vinza in Europa come in Europa, e se Europa è scominciando a pensare che le lingue minori fonti ricchezza, fonti beni culturali, su beni culturali noi scegliamo un quadro, un nuraghe, una statuetta di bronzo, su chi vuole. Bene culturale è finza sa lingua. Ma non può andare in un museo, dentro di una vetrina, di una birdiera, può da imparare. E sanno a bisogno mio, sa questioni di unità e prazzimento in Sardegna si vuole ogni in maniera diversa. Non una lingua che si va per esatto dialettus, ma settecenteschi, che bellina. La spinetta. No, è una canzone in salsa, è in limba. È in limba, una canzone in limba. Si vuole di altra maniera. Ognuno vuole seguire in sa pratica, a fuedai su dialetto su, de bida sua. E tenere conto che a Deo greo, a bisogno mio, su quando uno sceglie un dialetto bene, da sardo, comprende gli altri pur, mellus. Non comprende gli altri dialetti, voi non c'è intercomunicazione. Se si vuole dare a pari, e di ogni maniera non è difficile. Io ci ho proposto qualche mese a intendere su che è successo. Se andate a sorgubire, ma no, in noi a fuori da sardo, ho talato pari mesi, mi si adatta. Se non mi bogherà del dono. Brulla la banda, e stati aici, da poi parlare una varia mesi, sì. Non è che dall'ego, o dove vuoi, ma insomma, lo comprendo. Stai dentro a zona est? Da Castetto. Castellaio. Con già gli usagliai su capitaneso, dei biddas del capitano. E su capitaneso rustico che poi parlava prima, da babbo e da iaios. Parlavo a ascoltare perché fu da. Ma iaia mia mi vuole da scelte esatto, che scelte su stato uscire. Mentre il babbo non mi ha mai, insomma, carti brulla in sardo mi hanno narrato, ma legata in italiano con me. Ma quando tornava da Musua, in vita, ha già cominciato con suo babbo, con sua mamma, con i fratelli, con gli amici, con fuori da insare. Tornava a noi altri. In poi che sotto gente passava, l'idea di nazioni non è che sparessi, spero che non sparessero, ma ci vuole nazioni più spitticate, che vogliono essere riconosciute e tenere conto che nazioni non vogliono Stato, è il riconoscimento di una originalità culturale, in senso complesso, non culturale di scuola, tradizioni, di lingua, di abitudini, una nazione. È un'identità, parola difficilissima poi da spiegare, insomma, facciamo appello all'idea comune di identità. Non è che ci deve essere usato se non si è usato. Ognuno può dire a fuori dai salire su dialetto su, sa variante sua, sa lingua di bida sua. Cercando di volare con gli altri, sardos. Ma ci vuole essere una lingua pratica, di intercomunicazione su manco ufficiale, per certe imprese. Per la scuola, ma se non per la scuola, per la giustizia, per l'amministrazione. Una sorta di esperanto? No, ma l'esperanto è una lingua artificiale che non esiste. Ma, come ti dico, la risposta a questo ci potresti ammettere, che se provare questa lingua sarda unificata, che viene una sorta di ammistura, quella che si dice una lingua polinomica, alcuni tratti di qua, alcuni tratti di là. C'è la proposta dei due maggiori varianti, e ciascuna metà della Sardegna si adatterebbe alla sua variante. C'è quella che al momento sperimentalmente ha scelto la regione, che non è un esperanto, ma è basata sulla lingua realmente
Lo so che voi siete su un muro. Su una lingua realmente esistente, al centro della Sardegna, che quindi ha caratteri, che lascia la possibilità di dire sos homines as femmina o is homines is femminas, lascia certa libertà variante a quelle cose, e che sarebbe soltanto per certi usi. Io non voglio dirvi qual è la migliore, ne sono qui per proporvi niente, vi sto dicendo come stanno le cose. Vi sto dicendo come stanno le cose attualmente qui, cosa c'è in caldo. Qualcuno aveva proposto il nuorese perché è la più antica. Qualcuno aveva proposto altri tempi il nuorese perché è la lingua più antica, e quindi che aveva più esperienza, più nobiltà, eccetera. La lingua non è fatta di nobiltà. Abbiamo detto, più burda è meglio è, anzi, come ho detto prima, certe volte. Le cose stanno così. Io non sto a dirvi quale, perché non tocca a me dire quale soluzione. Ma di Vrasi. Se devo scegliere fra le proposte avvenute, quella di Mesania, capisco che possa sollevare perplessità. Per il momento mi sembra l'idea più razionale. Basta, voglio dire, uno, non è una lingua artificiale, è una lingua reale e si deve circoscrivere nell'uso. In quale uso? Cioè, voglio dire, non possiamo più ragionare come nell'Ottocento, dove se tu non parli la lingua nazionale sei il traditore della nazione, e deve essere quella. Ci può essere situazioni diverse, quella è la lingua, gli altri sono dialetti, quella è la verità, quella è un po' l'annacquamento. Lei ha fatto l'esempio della Svizzera. Parliamo solo della Svizzera tedesca adesso. La Svizzera tedesca c'è quella che, per dirla è difficile, si chiama situazione di diglossia vera. C'è il tedesco, il vero tedesco, quello letterario, quello di Goethe, quello del Goethe Institut, insomma quello che si impara a scuola, che è la lingua della burocrazia, la lingua del tribunale, la lingua ovviamente dei giornali, almeno dei giornali di rilievo, ma la gente non lo parla. Parla il dialetto svizzero-tedesco, lo Schweizerdeutsch. Anche nei consigli comunali, quando si parlano, poi il verbale lo fanno in tedesco, ma quando si parlano in Schweizerdeutsch. Il postino vi consegna le lettere parlando il dialetto della Svizzera, un dialetto tedesco, ma il dialetto. Poi, nelle occasioni formali, usano il tedesco, la lingua madre tedesca. Qualcuno faceva rilevare questa specie di stranezza. Se voi andate appena al di là del confine svizzero, dopo Zurigo o dopo Basilea, sono appena al di là del confine svizzero, in Germania, in territorio Stato germanico, Repubblica tedesca, dove parlano lo stesso dialetto, mentre il postino svizzero consegna le lettere, vi parla nel dialetto svizzero, al di là del confine, il postino, che pure parla lo stesso dialetto, vi consegna la lettera in tedesco, perché è un funzionario pubblico. E quindi il funzionario pubblico, che magari parla dialetto con la moglie, i figli e gli amici, quando è funzionario pubblico ed è il postino delle poste di Stato tedesche, vi consegna la lettera in tedesco. Ora, le maniere con cui le diversità della lingua possono essere gestite non sono quelle che ci ha insegnato la scuola, sono quelle. Quelle sono il frutto, non sto dicendo né bello né brutto, è il frutto di una storia. Della storia, nel caso d'Europa e specificamente d'Italia, che è stata quella che è stata. Il giudizio alla storia lo daranno i posteri o lo daranno gli storici, ma è stato il frutto. Non è l'unica maniera con cui si può gestire la diversità. Questo vorrei dire. Allora, l'unica cosa che vi dico, poi la soluzione se la sceglierà la società, ve la pensate voi nelle vostre teste, quello che mi preme dirvi è che la maniera con cui siamo abituati a lingua nazionale ufficiale, diversità linguistica, non è quella che ci siamo abituati a considerare, non è l'unica maniera di poter gestire la diversità. Quello è stato il frutto di una storia, bello o brutto, è stato il frutto di quella storia, della storia di Europa e più preciso d'Italia, nell'Ottocento e nel Novecento. Il nazionalismo ne ha fatto danni, bella la nazione, sono il primo, ma ne ha fatto danni, no? Siamo scannati, morti, campi di concentramento, insomma, stiamo a fare la storia d'Europa del Novecento.
Ecco. Allora, fedeltà alla nazione non vuol dire che devo per forza solo parlare quello, posso parlare italiano, dice mancherebbe, se no non mi capisco col veneziano o col calabrese. Ma non è che questo vuol dire aboliamo le lingue e i dialetti minoritari. Allora la stessa cosa, cerchiamo di non fare lo stesso errore qui. Una lingua quale che sia il logudorese, che sia la lingua besania, che sia la lingua comune, che sia la lingua unificata, che si mangia i dialetti. Che cioè abolisce beni culturali, che abolisce tradizioni, che abolisce sensibilità, che abolisce abitudini. Si può arrivare a un codice comune, quello che sia, non lo so quale sarà. Un codice comune per intercomunicare in certe necessità. Questo non vuol dire che bisogna dimenticare le lingue del proprio paese. Tutto può coesistere. L'uomo ha la capacità plurilingue. Non facciamo come, e purtroppo ci stiamo... Io non lo so, non sono pedagogista e non faccio pedagogia linguistica, ma è una sorta di sensazione mia che i ragazzi, gli alunni oggi, e oggi da qualche decennio, sì, ci sono tanti fenomeni, c'è l'appiattimento televisivo, l'appiattimento dei costumi, ma il fatto di non avere un dialetto coesistente all'italiano gli impoverisce anche nell'italiano stesso. Non sanno più passare da un codice all'altro, per cui studiare una lingua straniera diventa una difficoltà immane. Immane. Quando io vedo in televisione che si canta O Sole Mio e sotto ci sono i sottotitoli, va dai, O Sole Mio, sta a fronte a te. La cantavano in tutta Italia. Adesso ci vogliono i titoletti per capire cosa vuol dire O Sole Mio. C'era una barzelletta che diceva, l'ha raccontata un americano, esatto. Come si chiama una persona che parla 3 lingue? C'è trilingue. Come si chiama una persona che parla 2 lingue? Bilingue. Come si chiama una persona che parla una lingua sola? Americano. Cerchiamo di non fare gli americani.